Buona serata e ben trovati con questa prima puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. In poche parole racconteremo la domenica calcistica dilettantistica siciliana attraverso i risultati, i commenti, le classifiche, le opinioni di tutti gli addetti ai lavori. Un appuntamento che si rinnova a partire da questa domenica ogni settimana su Video Mediterraneo, canale 11, siamo in diretta alle 19 e saremo anche in replica a partire dalla 00:30 e poi avremo anche altre repliche che tra poco vi elencherò perché sono tantissime, perché adesso ho una gran voglia subito di presentare prima dell'ospite chi collabora all'interno della trasmissione con i vari segmenti. Per quanto riguarda il segmento dell'interregionale, per quanto riguarda i campionati di eccellenza, girone A, girone B, abbiamo la presenza di Giuseppe Ragona. Ciao Giuseppe. Ciao Ettore, ben buonasera. Trovato. Grazie. Ti vedo in perfetta forma. Assolutamente, benissimo. Pronto a cominciare. Tra l'altro so che hai visto oggi una partita molto bella, anche se purtroppo per il Modica... dipende da quale parte la vediamo. Infatti. E c'è grande curiosità anche nel conoscere il volto di questa prima penaltina che ci accompagnerà per tutto il mese di febbraio, ovvero la penaltina che apre ufficialmente questa nuova edizione di questa trasmissione prodotta da Play Village in collaborazione diretta con la Touch, ma soprattutto grazie anche all'ausilio di Video Mediterraneo. La penaltina si chiama Jessica Palla, che salutiamo. Buonasera Ettore, ciao, buonasera Jessica. Amici di Penalty. Ma questo cognome è un caso però, diciamolo pure. Sì, è un caso. È un caso, è un caso. Adatto infatti a questa trasmissione. È vero, è vero. So che hai studiato tantissimo perché tu non è che sei una grande intenditrice di calcio, diciamolo pure. A dire il vero no. Ecco, per cui avrai modo comunque di conoscere pian pianino quelli che sono diciamo i meccanismi dei vari campionati dilettantistici. Okay? Assolutamente, Perfetto. spero di appassionarmi anche. Certo. Allora, subito andiamo a presentare il primo ospite che troviamo qui nella sede di Modica, ovvero il Luca Filicetti, che è capitano, giocatore di questo Modica che oggi ha perso. Sì, tanto buonasera a tutti. Ciao Luca. È andata male oggi, sei purtroppo. Tra poco ci racconterai perché è andata male, perché devo subito mettermi in contatto con la redazione di Catania dove abbiamo altri due ospiti e li vedo già pronti e impettiti. Buongiorno, come state? Parliamo di Renato Marletta. Ciao Renato. Buonasera Ettore. Mi senti Renato? Mi senti? Certo. Perfetto, ciao Renato. Renato, certo. Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori del Comitato Provinciale di Catania. Non poteva mancare al debutto come lo scorso anno, dico bene Renato? Sì, grazie per l'invito e complimenti perché è una perla che mancava nel panorama calcistico siciliano, quello di parlare dei campionati dilettanti. Grazie, con te chiacchiereremo di molte cose. Vicino a te c'è il nostro inviato ufficiale per quanto riguarda la nostra trasmissione in questa stagione 2014 che è già andato via e il 2015, ovvero Francesco Casicci. Ciao Francesco. Buonasera Ettore, buonasera a tutti appunto gli ascoltatori di Penalty che inizia questa sera con grande entusiasmo anche da parte mia. Bene. Sono stato all'Angelino Nobile, abbiamo assistito a una delle partite più importanti credo di questa
20ª giornata di campionato dilettantistica, ovvero Sicula Leonzio Atletico Catania. Perfetto. La vittoria della squadra di Pierpaolo Albirisi per 1-0. Ci racconterai tutto adesso, anche perché avremo delle immagini di supporto e quindi possiamo veramente così vivere da vicino questa bellissima partita che c'è stata a Lentini. Però io prima di iniziare a raccontare questa domenica sportiva dei siciliani, soprattutto per quanto riguarda i campionati dilettantistici, volevo fare un ringraziamento e un plauso particolare anche alla redazione di News Sicilia, che collabora appunto con la nostra trasmissione, tenendo presente che tutti i risultati che adesso noi vedremo insieme all'interno di questa trasmissione sono già online sul sito appunto di News Sicilia. Basta andare appunto su www.newssicilia.it, c'è proprio una schermata dedicata a penalty e lì avrete modo appunto di vedere in qualsiasi momento anche della settimana tutti i risultati dei campionati dilettantistici, dal campionato di interregionale sino al campionato di prima categoria. E a proposito di News Sicilia, prima di iniziare un doveroso omaggio a questa testata giornalistica guidata da Sergio Regalbuto. Guardiamolo insieme. Siamo con Sergio Regalbuto, direttore responsabile di newssicilia.it, ovvero il partner ufficiale anche di Penalty. Sì, anche di Penalty, ma in generale di Video Mediterraneo, perché abbiamo avviato questa collaborazione che riteniamo utile, perché il mondo dell'informazione è cambiato, non è più il lettore che va a cercare la notizia, ma la notizia che va a cercare il lettore, per cui ritengo che offrire dei mezzi diversificati come possono essere una grande televisione e un web che, affacciandosi da poco ma comunque già ottenendo grossi riscontri, insieme in questa sinergia, in questo matrimonio, si può andare benissimo avanti. Se poi il matrimonio passa attraverso lo sport che ad esempio due come noi hanno non solo praticato ma sempre sponsorizzato nella loro vita, è certamente un mezzo ancora più efficace per penetrare ed essere in qualche modo, speriamo almeno, accolti positivamente. Questo è un impegno importante che con la nostra organizzazione e un po' con anche la tua regia e il tuo modo di farci approcciare a questo tipo di campionati che sono seguitissimi è senz'altro un quid in più rispetto anche agli altri competitor, alle altre testate, perché News Sicilia si ripromette, appunto come dicevi giustamente tu, di dare dei risultati che magari altri non possono dare con la stessa tempestività, per cui su tutti i campionati dilettantistici potete in qualche modo avere dei riferimenti collegandovi su newssicilia.it. Abbiamo parlato di calcio dilettantistico, una battuta su questo mondo a parte rispetto al calcio tra virgolettato vero. Ma guarda Ettore, indipendentemente dal calcio, tu ovviamente punti principalmente sul calcio perché è la tua trasmissione, perché Penalty è una trasmissione molto seguita e che ha un ampio consenso anche di critica, ma io direi in generale è un po' tutto lo sport che andrebbe valorizzato negli aspetti dilettantistici e nelle pratiche dilettantistiche, perché poi è proprio dal dilettantismo che nascono quelle che sono le stelle di domani, cioè è proprio il serbatoio da cui attingere, e sono dei serbatoi da dover attenzionare veramente con molta cura, non soltanto per il seguito enorme che hanno nella nostra fattispecie in fatto di lettori o della tua in fatto di telespettatori, ma proprio perché è da lì che poi si vanno ad attingere i campioni di domani, i Maradona, i Messi per quanto riguarda, visto che parliamo di calcio. E poi il calcio dilettantistico merita davvero delle vetrine molto più importanti, perché non è vero che i sacrifici si fanno solo ed esclusivamente tra i professionisti, anzi i professionisti sono ben ripagati dei loro sacrifici, mentre i dilettanti possono solo avere delle vetrine che noi speriamo di mettere a loro disposizione. Il
il doveroso omaggio a newssicilia.it, partner ufficiale naturalmente di Penalty. Iniziamo subito perché dobbiamo subito soprattutto raccontare il campionato di interregionale, lo facciamo naturalmente con la presenza anche della nostra bella Jessica che ci dà subito i risultati di questa giornata. Oggi è la terza giornata di ritorno. Allora, vai Jessica. Sì. Torrecuso Interreggio 2-1. Nero Stellati Frattese, Tiger Brolo 2-1. Agregas Leonfortese 4-0. Rende batte Roccella 3-1. Noto Orlandina 7-0. Due Torri Comprensorio Montalto 1-0. Sorrento Agropoli 1-1. Nuova Gioiese batte Battipaiese 3-0. Marcianise batte Neapolis 2-0. Come avete potuto vedere dai risultati sembrerebbe un gioco a due soprattutto tra Torrecuso e Agragas, ma guardiamo la classifica insieme a Jessica. Torrecuso 42 punti, Agragas 41, Rende 38 punti, Agropoli 37, Neapolis 35, Marcianise 32 punti, Nero Stellati Frattese 31 punti, Roccella e Due Torri 28, Leonfortese e Interreggio 27 punti, Battipaiese 23, Tiger Brolo e Sorrento 21 punti, Noto Nuova Gioiese 19 punti, Comprensorio Montalto 13, Orlandina 6. Noto e Orlandina un punto di penalizzazione. Ecco, ricordiamo anche una cosa importante, settimana prossima c'è un turno di riposo, quindi il campionato interregionale ritornerà direttamente domenica 8 febbraio. Saranno queste le partite che si disputeranno: Rende Neapolis, Interreggio Roccella, Agropoli Due Torri, Comprensorio Montalto Agragas, Marcianise Battipagliese, Nuova Gioiese Sorrento, Orlandina Nero Stellati Frattese, Tiger Brolo Torrecuso ed infine Leonfortese Noto. Allora Giuseppe, una battuta veloce perché così capiamo subito che probabilmente questo è un discorso a due tra Agragas e Torrecuso. Non so se sei d'accordo. D'accordissimo. Diciamo che oggi è stata una giornata in cui la nobiltà di questo campionato è ritornata tale. Dopo una fine di dicembre, inizio gennaio in cui sia l'Agragas che il Torrecuso avevano rallentato la loro marcia, che è stata davvero forte per la prima parte di questo campionato. L'Agragas veniva da 3 pareggi consecutivi. È vero. Il Torrecuso non ha fatto di meglio, altrimenti sarebbe già andato via. Diciamo che si sono aspettati a vicenda. Oggi hanno deciso di schiacciare nuovamente il piede sull'acceleratore. L'Agragas ha vinto 4-0, Meloni, Savonarola, Alena e Longone, l'ultimo acquisto di questa faraonica campagna di rafforzamento dell'Agragas. 4-0 senza vogliono andare tra i professionisti, diciamolo pure. Assolutamente, è già da 2 anni che ci provano in ogni caso. Però attenzione a Rende, perché a 38 punti... Volevo dire questo, oggi si sono staccati Neapolis e Agropoli, bloccate, una dal pareggio, una addirittura battuta in casa nel derby con Marcianise, e quindi possiamo dire che queste due, se vediamo anche la classifica, 37 e 35 punti, realisticamente bisognerebbe pensare ad una disgrazia delle prime 3 in classifica per pensare ad un loro inserimento nella lotta a vertice. Torrecuso e Agragas andranno avanti fino alla fine, noi naturalmente facciamo il tifo per l'Agragas. Certo, ci mancherebbe. Chiaramente facciamo il tifo per loro. Per quanto riguarda la zona invece a destra della classifica, il Noto ha vinto 7-0 con l'Orlandina, ma fa poco testo questa vittoria della formazione. Orlandino allo sbando, presidente compreso. Assolutamente, a capo d'Orlando chiaramente forse già stanno pensando all'anno prossimo. Evidentemente. Ormai per quest'anno è andata. Le altre due messinesi, Due Torri e Tiger Brolo, a fatica. Il Due Torri ha vinto contro la penultima in classifica, il Tiger è stato battuto 2-1 immeritatamente. Perfetto, grazie Giuseppe. Adesso io una battuta velocissima la voglio fare anche con lui. Agragas sembrerebbe l'anno sì, anche se il Torrecuso insomma è lì. Sì, però credo che alla lunga la spunterà Agragas, è un organico per la categoria forte, quindi credo che riuscirà e merita di arrivare ai professionisti. Ho capito. Voglio sentire un attimo Renato Marletta da Catania, perché insomma con l'Agragas lui c'ha un feeling, probabilmente insomma tifa in modo particolare per questa bella squadra siciliana che forse quest'anno potrebbe insomma raggiungere questi benedetti professionisti. Renato, che ne pensi? È l'augurio che ci facciamo un po' tutti siciliani, anche perché è una città importante, una piazza importante. Io ci ho fatto
diciamo, il collaboratore direttore per qualche mese ai tempi di Pitatella e del presidente Gioacchino Sferrazza. Naturalmente una piazza che ha tanta fame di calcio, anche se non sono d'accordo con i vostri pronostici, direi che ancora l'Agropoli potrebbe dire la sua, perché nel calcio mai dire mai, le distanze non sono così lunghe come potrebbero sembrare. L'Agropoli sono squadre attrezzate naturalmente per vincere il campionato, Rigoli, no? Anche se l'Agragas rispetto ad altre, al di là poi dell'episodio negativo che c'è stato qualche settimana fa, dovrebbe alla fine, diciamo, vincere il campionato. Dicevo l'Agropoli di Pino Rigoli, che forse tenterà di vincere questo ennesimo campionato di interregionale. Grazie Renato, rimani lì perché comunque adesso ti coinvolgeremo per il campionato di eccellenza, ma anche quello di promozione che so che segui tantissimo. E poi con Francesco Casicci racconteremo appunto anche questa bellissima partita a Lentini tra Atletico Leonzio, che poi non si chiama Atletico ma si chiama Sicula Leonzio, con una squadra importante che era l'Atletico Catania di Proto, che ha una storia importante con Lentini. Però se non sbaglio ci dobbiamo anche fermare, carissima. Sì, assolutamente. Infatti mandiamo la pubblicità, mi raccomando restate sempre sintonizzati qui su Penalty.